Buonasera, ben trovati per l'ultimo incontro con i misteri delle antiche civiltà per questa edizione. È stato molto entusiasmante incontrare scrittori, studiosi di fama nazionale che sono venuti qua a trovarci a Dolo e abbiamo approfondito varie tematiche nel campo dell'archeologia. È stato bello anche sentire da parte loro la disponibilità per organizzare assieme ancora eventi futuri qua in collaborazione con il Comune di Dolo. Devo ringraziare per la realizzazione di queste iniziative che ormai da un mese già un mese fa abbiamo iniziato qui nel Comune di Dolo. Devo ringraziare i miei collaboratori che sono il Presidente della Commissione Cultura, il Dottor Paolo Menegazzo, Sandro Tocchi, Antonella Borgato, Silvano Moveggi, Andrea Scantamburlo e Libreria Mondadori che fin dal primo giorno ha collaborato con noi. Devo poi anticiparvi alcuni avvenimenti, alcune manifestazioni che ci saranno nei mesi prossimi. Il giorno 15 febbraio ho avuto la conferma che sarà qui con noi l'esploratore Yuri Leverato, che è da ormai moltissimi anni in Sud America, vive e opera in Sud America, è un grande conoscitore delle civiltà precolombiane, opera tra la foresta amazzonica della Colombia e quella del Perù. Attualmente si trova vicino a Cusco nella cordigliera del Pantiacolla e proprio 3 settimane fa ha fatto una scoperta eccezionale con un team di ricercatori internazionali. Hanno trovato un sito cerimoniale pre-incaico assolutamente inesplorato. Ebbene, Yuri Leverato verrà qui, parleremo assieme di queste recenti scoperte, parleremo anche dell'Eldorado, parleremo del Paititi, la città perduta degli Inca. Parleremo poi dell'Egitto nel mese di aprile e maggio. Avremo un evento mostra veramente interessante, veramente eccezionale, in collaborazione con il fotografo Paolo Remier, che da oltre 20 anni va in Egitto in compagnia di archeologi statunitensi, in particolar modo con Westerman. Avremo anche un collegamento internazionale video con questo archeologo che da anni opera nel sito archeologico più importante dal punto di vista della religione, cioè Abido. Parleremo quindi di questo sito archeologico incredibile e in particolar modo dell'Osirion. Ci saranno degli avvenimenti particolari, oltre ai collegamenti internazionali video con questi archeologi. Ci saranno anche, stiamo pensando di organizzare degli spettacoli settimanali che ripercorreranno un po' quello che è il libro dei morti, e quindi sarà un viaggio veramente multimediale a 360 gradi in compagnia appunto di Paolo Remier, delle sue ricerche di questi archeologi statunitensi. Ma oggi concludiamo questo ciclo di conferenze. Lo concludiamo in una data particolare, è il solstizio d'inverno, il 21 dicembre di quest'anno. Finisce anche un calendario di cui si è parlato molto e anche a volte a sproposito. Si è parlato del calendario Maya, che è il calendario di lungo corso, iniziato nel 3114 a.C. e terminato proprio oggi, il 21 dicembre. Un calendario che ha determinato un'era che i Maya chiamavano era dell'oro. Ci sono state delle altre ere in precedenza, quella della terra, quella del fuoco, quella dell'acqua e quella dell'aria. E tutte queste ere hanno avuto la durata di 5125 anni. Ebbene, i Maya non hanno mai parlato di un evento catastrofico che dovesse essere accaduto avesse dovuto accadere proprio oggi, il 21 dicembre, ma hanno previsto con precisione assoluta fenomeni
astronomici come le eclissi, come i movimenti dei pianeti, conoscevano benissimo la precessione degli equinozi e quindi il mistero di Maya continua a rimanere, in quanto ancora oggi noi non riusciamo a comprendere come riuscirono a prevedere nel futuro una serie di avvenimenti così particolari che solo noi negli ultimi tempi riusciamo a comprendere appieno. E proprio oggi, in questa data particolare, noi abbiamo voluto affrontare un argomento che nel passato ha suscitato grande interesse proprio qui a Dolo, e parlo dei rotoli del Mar Morto. I rotoli del Mar Morto, questi sì, hanno in sé il carattere della profezia, perché prevedono, alcuni di questi prevedono degli avvenimenti che dovrebbero accadere nel futuro. I rotoli del Mar Morto sono una delle scoperte scientifiche, scoperte archeologiche più importanti del XX secolo. Sono stati scoperti per puro caso 65 anni fa, nel 1947, proprio in prossimità della depressione del Mar Morto. Mar Morto, ricordo che è una depressione, la più profonda depressione terrestre, sono 400 metri sotto il livello del mare. E in prossimità del sito archeologico di Qumran, nel 1947, un pastore beduino di nome Hadib faceva pascolare le proprie pecore, ed entrando in una di queste grotte che sono vicine al sito archeologico di Qumran, trovò per puro caso una serie di giare in terracotta all'interno delle quali c'erano i rotoli del Mar Morto. I rotoli poi sono stati scoperti oltre 900 rotoli fino al 1956, erano di pergamena di pelle di capra, erano poi alcuni in papiro, e è stato trovato anche un rotolo di rame. Sono stati fatti studi approfonditi su questa importantissima scoperta, che ha dei risvolti storici, archeologici, ma anche teologici. Per cui abbiamo voluto proprio concludere con questo interessantissimo argomento, che poi d'altra parte è anche di attualità, perché gli studi, come dicevo, continuano a essere molto numerosi anche attualmente. È notizia proprio di martedì scorso del TG1 che Google ha messo a disposizione per la comunità internazionale più di 5.000 foto ad alta risoluzione proprio sui rotoli del Mar Morto. Per cui quest'oggi affronteremo di nuovo questa tematica, e lo faremo in compagnia di una persona che abbiamo cominciato a conoscere 2 anni fa. Lui si chiama David Adamovic, è una persona straordinaria dal punto di vista umano, è un grande profondo conoscitore delle tematiche relative ai rotoli del Mar Morto. Da oltre 20 anni ha dedicato la propria vita allo studio di questi importantissimi documenti, e noi abbiamo l'onore e il piacere di averlo qui ospite anche quest'oggi. Per cui io ora vi lascio in compagnia del nostro ospite di questa sera. Rimanete in contatto con noi per le prossime iniziative future che, come vi ho accennato, saranno molto interessanti. Vi lascio quindi in compagnia dei rotoli del Mar Morto, degli Esseni, che erano la comunità che poi realizzarono questi rotoli e che poi li nascosero. Si facevano chiamare i figli della luce. Buon Natale a tutti, e estendete questo augurio anche ai vostri cari. David Adamovic, ti do il benvenuto qui da noi, e siamo in attesa di apprendere nuovi entusiasmanti approfondimenti dei figli della luce e dei rotoli del Mar Morto. Grazie a tutti ancora. Grazie. Benvenuti, buonasera a tutti quanti. Come al solito, amici dei rotoli, abbiamo la consueta abitudine, quella di aprire le nostre conferenze sempre con qualche canto ebraico per rimanere nel contesto dei manoscritti.
Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Nella pace vivrà. Shalom, 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 nella pace vivrà. Shalom, 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 nella pace vivrà. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Nella pace vivrà. Shalom, 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 nella pace vivrà. Shalom, 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 nella pace vivrà. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, Shalom, Yerushalayim, nella pace vivrà. Shalom, 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 nella pace vivrà. Shalom, 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 nella pace vivrà. Shiviti Adonai lenegdi tamid. Shiviti Adonai lenegdi tamid. Shiviti Adonai lenegdi tamid. Shiviti Adonai lenegdi tamid. Vedo sempre Adonai accanto a me. Vedo sempre Adonai è la mia destra ormai. Chi mi emini balemot lahem stamach libi. Vayagen kodi
non inciamperò, con te vicino non inciamperò. Sciviti Adonai, benedicami. Sciviti Adonai, benedicami. Buonasera, benvenuti di nuovo. Posso vedere le mani velocemente di chi stasera è per la prima volta? Quindi siete venuti per passaparola. Bene, bene, o per volentieri anche pubblicità del comune. Siete praticamente quasi tutti nuovi. Benvenuti, quindi come se fosse la prima conferenza. Bene, visto che ci sono le persone che hanno seguito già da 2 anni le conferenze 3 dell'anno scorso, del ciclo dell'anno precedente, 2010, e quindi per loro è 7ª conferenza, noi cercheremo di fare stasera un compromesso, un equilibrio tra persone nuove che sono prima volta stasera qui, quindi cerchiamo di fare un riassunto di quello che si è passato nelle 6 puntate e per ovviamente quelli che sono nuovi giustamente anche a vedere, scoprire nuovi orizzonti dove considereremo alcune scoperte scientifiche e anche dei siti archeologici che non fanno parte del sito di Qumran, ma hanno dei collegamenti con i contenuti che i rotoli antichi di Qumran trattano. Ecco, quindi questo ci aspetta nella seconda parte della esposizione e invece nella prima andiamo subito e approfondiamo e vediamo velocemente di che cosa si tratta. Quindi come, e ringrazio l'assessore alla cultura, Antonio Prà aveva già accennato, quindi nel 1947, durante 9 anni fino al 1956, vengono rinvenute 11 grotte con dentro le giare di terracotta e quindi manoscritti antichissimi che rimasero intatti. Qui vedete in prossimità al villaggio questo insediamento di Qumran, intatti per quasi 2000 anni nelle grotte vicine, e quindi ovviamente siccome il villaggio sta di fronte al Mar Morto, ecco per qui il nome dei manoscritti che sono fatti di pelle, di pergamena degli animali, praticamente qualcosa in papiro, anche cerottolo in rame. Sono ovviamente stati nascosti, depositati nelle grotte vicine al Mar Morto, ecco perché nella forma del rotolo vengono e portano il nome i rotoli del Mar Morto. Ma andando avanti la cosa interessante è questa qui, quindi come sono stati trovati questi rotoli? Grazie a beduini e anche archeologi che facevano gli scavi, praticamente anche le ricerche per capire dove sono gli altri documenti e manoscritti del genere. Durante questa corsa della ricerca clandestina dei beduini e degli archeologi scoprirono il sito del villaggio di Qumran, insediamento, da dove si capì che veramente, anche grazie a tutto quello che hanno trovato, si trattava di un grande gruppo di persone conosciuti col nome per gli storici Esseni, ma anche figli della luce come loro amavano chiamarsi. E cosa interessante anche questa, che utensili quindi che hanno trovato dimostrano che ci furono diciamo queste persone che vivevano in questo campo, e grazie anche alla stratografia e le monete che dimostrano varie epoche in cui questo insediamento di Qumran fu abitato, si possa capire che questa comunità praticamente si era stabilita diversi secoli prima di Cristo e lì adoperava fino al 68 d.C., fino alla distruzione del villaggio di Qumran da parte dei Romani. Cosa interessante anche,
questa qui, adesso solo un secondo. Cosa interessante è anche questa, che dal 1947 al 1956 furono rinvenuti circa 900 rotoli, no? 900 rotoli che compongono questa biblioteca, e negli ultimi 60 anni l'opinione pubblica e l'interesse, diciamo, del mass media praticamente è stato portato sui rotoli che fanno parte della comunità di Qumran, cioè sarebbero i rotoli della comunità rotoli settari. Questo anche perché per studiosi era molto importante capire, e volevano capire anche dal punto di vista storico, culturale, antropologico, la mentalità di questi gli uomini, questo gruppo degli ebrei che aveva scritto, abitato in questi luoghi e così via. Però durante questi 60 anni si è persa di vista la categoria più importante di questi 900 rotoli. E infatti negli ultimi quasi 20 anni ho dedicato il tempo a capire perché questi manoscritti erano così importanti per gli abitanti di Qumran, a tal punto da dare la loro vita per questi manoscritti. E calcolate, loro si fecero massacrare da parte dei romani nel 68 e hanno nascosto nelle grotte vicine il loro tesoro scritturale. E per capire se veramente sono tutti 900 rotoli importanti, hanno la stessa importanza, visto che l'opinione pubblica negli ultimi 60 anni ha dimostrato che sarebbero i più importanti rotoli quelli che erano pubblicati per prima, di cui si parlava di più, e sono quasi tutti rotoli setari, rotoli di cui gli Esseni o figli della luce sono autori. Invece, grazie alla testimonianza di Giuseppe Flavio nelle guerre giudaiche, parte seconda, ottava sezione, ci sono le parole in cui Giuseppe Flavio dice che essi dedicano e sono dediti in particolare, hanno cura straordinaria a una categoria di scritti che lui chiama scritti degli antichi, scritti di cui loro non erano autori, scritti, rotoli, manoscritti che loro avevano, leggevano, studiavano e copiavano. E dice prediligevano a dedicarsi al loro studio, avevano una cura straordinaria. Mi è sembrato strano che negli ultimi 60 anni una cura straordinaria da parte dei mass media, delle case editrici e dei ricercatori, professori, studiosi, archeologi, è andata invece a quello che sono i rotoli di minore importanza. Quelli di cui abitati in Qumran erano autori, la regola della comunità, gli scritti normativi, i loro commenti e tante altre cose. Invece, tra questi 900 rotoli si capisce che c'è una categoria che per loro era la più importante, e questo si scopre anche dai testi nei rotoli di cui loro sono autori, dove commentavano a volte questi rotoli e citavano gli scritti degli antichi, rotoli, manoscritti che esistevano prima di loro. Quindi abbiamo doppia testimonianza, una esterna dai storici, Giuseppe Flavio, ci sono altri storici che parlano dell'esistenza di questo gruppo di persone esseni o figli della luce, come loro amavano, preferivano chiamarsi, e abbiamo la testimonianza da parte dei storici, una testimonianza esterna, che non è vero che tutti i scritti erano uguali, anzi c'è una categoria che, guardate, caso, nei 60 anni è stata trascurata rispetto a scritti della setta, scritti di cui loro erano autori. Cioè la categoria trascurata è quella, secondo Giuseppe Flavio, storici, è stata la più importante, e loro amavano dedicarsi allo studio, alla cura straordinaria
quella categoria di scritti degli antichi. E dentro un villaggio testimonianza loro, da qui si vede che loro bramavano, erano dediti a leggere, a ripetere, a approfondire alcuni contenuti di questi scritti degli antichi. E non solo. Nella grotta numero 4 di Qumran, una delle più importanti delle 11 grotte di Qumran, vi è un scritto, Florilegium, siglato con la sigla tecnica importante per studiosi 4Q, per indicare quarta grotta di Qumran, documento 174. È un scritto dove loro, e sono autori di questi scritti, quindi sono rotoli settari, dove loro parlano di diverse cose e dicono così come dice e come si dice nel rotolo di Daniele, virgola, il profeta. Quindi c'è questo riferimento sui scritti dei rotoli degli antichi che esistevano prima di loro. E cosa succede? In questi scritti degli antichi, cosa interessante, è che non ci sono solo scritti di Daniele, ci sono scritti di tanti altri ebrei che vivevano all'epoca e molte prima di loro e facevano parte di questi scritti degli antichi che venivano nel corso dei secoli copiati, così le copie antiche anche sono giunte nelle mani di questo gruppo degli ebrei che a loro volta li studiavano, leggevano e li copiavano. Per esempio nel villaggio di Qumran ci sono ben 3 famiglie di testo copiato delle ancora più antiche copie di Daniele. Quindi veramente erano dediti con una cura straordinaria a questi scritti degli antichi. Quindi le prove nel museo ce l'abbiamo. Quindi questa verità indicata da Giuseppe Flavio, trascurata negli ultimi 60 anni, indicata dagli abitanti di Qumran e Seni, è testimoniata nei documenti dei rotoli del Mar Morto e ce l'abbiamo nei musei. Quindi questa è la cosa prima importante. Non è vero che tutti i scritti di Qumran hanno la stessa importanza, non è vero. Non è vero che i scritti della comunità sono importanti, infatti tutta l'enfasi negli ultimi 60 anni è andata in quella categoria, a scapito invece di una categoria di rotoli che non è periferica, ma la più importante, secondo le testimonianze e documenti che abbiamo nel museo. Perché questa categoria di scritti era così importante per gli abitanti di Qumran? In questi scritti degli antichi si parla, adesso vediamo subito, in questi scritti degli antichi si parla dell'esistenza degli esseri viventi nell'universo. Questo che vedete è la copia facsimile praticamente in bianco e nero del rotolo, uno dei più importanti rotoli, è quasi emblema dei rotoli del Mar Morto, rotolo della prima grotta con la sigla 1QISA-A. E questo è un scritto degli antichi. Ci sono state trovate circa 30 copie di questo rotolo, quindi era importante. Anche se questa categoria di scritti degli antichi rispetto a 900 rotoli l'abbiamo in numero di copie minore rispetto a quelli dei rotoli della setta, si sta parlando di circa 240-70, meno di 300, quasi un terzo dei rotoli. Però la frequenza con cui erano copiati vuol dire, anche se abbiamo meno copie rispetto a 900 rotoli, la frequenza 30 volte copiato, rotolo di Daniele, le copie delle antiche rotoli di Daniele, 8 volte è stato copiato perlomeno quello che è stato trovato. Sembrerebbe che una copia sia in mano dei collezionisti privati, in papiro. E tanti rotoli sono stati distrutti, trattati con non cura da parte dei beduini e così via.
Quindi voi immaginate questa frequenza di copiare questi rotoli. Bene, questo rotolo qui, come altri rotoli, quello di Daniele e degli altri scritti degli antichi, raccontano che nell'universo, ed erano persone quasi tutti ebrei, che vivevano in diversi secoli nelle epoche remote prima di abitanti di Qumran, e si trovavano in vari luoghi geografici, raccontano di aver visto e di essere stati testimoni di grandi strani fenomeni soprannaturali, cioè quello di vedere e di essere testimoni, di vedere gli esseri viventi, celesti dall'universo, che venivano e apparivano loro e davano dei messaggi, i quali, molti rotoli descritti con diverse categorie come serafini, cherubini e così via, i quali, questi scrittori, dei scritti degli antichi, raccontavano che vi sia una quantità di miriade di questi esseri nell'universo e che perfino ci sono dei mondi, degli abitanti dei mondi del nostro universo paragonati agli eserciti. E in mezzo a questi miriadi di questi esseri celesti intelligenti parlano che vi sia un essere personale, anzi che si può dire entità, ma piuttosto un'entità, un essere personale, in mezzo a questi miriadi di questi esseri, il quale attraverso questi esseri dell'universo viventi dava i messaggi a queste persone, dicendo che tutti questi messaggi devono essere divulgati a ogni nazione e in tutte le epoche. E questo infatti è il contenuto che c'è nel rotolo della prima grotta. E cosa interessante è questa qui, che in tutti questi rotoli, quando noi andiamo a vedere queste descrizioni, in tutti questi rotoli qui, questo essere che appariva loro con vari nomi in ebraico e anche in aramaico, ecco qui, indicato con queste 4 lettere, caratteri palo-ebraici, e poi qui i caratteri che abitanti di Qumran in ebraico copiavano nel rotolo della prima grotta, vedete lì. E tutte le informazioni che provengono da questo essere che si è rappresentato come la fonte di vita, un essere personale che ha dato input a tutto l'universo, esistenza di tutto quello che c'è di materiale, spirituale, di tutte le dimensioni, tutte le cose, compreso il nostro pianeta e il nostro genere umano, provengono da lui, e da questo essere personale tutti i messaggi che venivano scritti in questi rotoli, che lui attraverso questi esseri celesti supremi dell'universo aveva dato, loro scrivevano. Ecco perché questi rotoli degli antichi, fanno parte di questa categoria dei scritti che per abitanti di Qumran erano più importanti. Ora, cosa succede? Dal punto di vista, come detto, della scienza galileana, noi possiamo dire che non ci sono le prove che questi avvenimenti sono accaduti. Non ci sono neanche le prove che questi avvenimenti non sono accaduti. Ma una cosa che la scienza galileana e la scienza ha ricevuto tra le mani dal 1947 sono i documenti materiali, i rotoli in pelle, sul papiro, dove sono le informazioni di ciò che questa voce, questo essere supremo, attraverso i suoi esseri viventi, ha comunicato. Ed è questo che sorprende, perché una volta fatto l'esame, grazie alla fisica atomica,
l'esame di quanto siano antichi questi manoscritti, si è capito anche, non solo questo, che questi antichi documenti, questi antichi rotoli, sono copiati su una pelle degli animali, da cui si possa capire da quale secolo provengono. E la datazione dei rotoli va dal IV secolo a.C., ci sono quelli del III, secondo, primo secolo a.C., e ci sono dei rotoli degli antichi che sono stati copiati nel primo secolo fino al 68 d.C. Ora, cosa impressionante è che la lingua ebraica, aramaica, che è stata utilizzata per scrivere questi rotoli e le informazioni che sono scritte, dimostra che queste informazioni sono state dette, espresse in un lontano, antico passato. Quindi abitanti di Qumran veramente possedevano i scritti degli antichi, perché l'aramaico, che è riportato in molti di questi rotoli degli scritti degli antichi, non è quello dell'epoca degli abitanti di Qumran, dei figli della luce. Perfino ebraico, in molte parti, non è quello del secondo secolo a.C. Quindi già abbiamo le prove materiali e linguistiche che dimostrano che questi sono veramente scritti degli antichi. Seconda cosa, molto bella da prendere in considerazione, è questa qui, che dentro i rotoli furono trovati anche le informazioni che la storia ha perso di vista e che sono state, queste informazioni, conservate grazie soltanto all'esistenza dei manoscritti che furono trovati. Per esempio, ecco qui, il rotolo della prima grotta, la pelle antica degli animali, grazie alla fisica atomica, è del secondo secolo a.C. Abitanti di Qumran copiarono i contenuti di questo rotolo. Cosa interessante è questo, è che dentro questo rotolo, che è il rotolo di scritti degli antichi, si sta parlando dell'esistenza della capitale Ninive, capitale degli Assiri. La capitale Ninive, che è stata distrutta dai babilonesi nel VI secolo a.C., e poi dimenticata, non fu mai ricordata dai greci. I greci dopo 200 anni, nel 401, non riuscirono a riconoscere né dare il nome alla capitale Ninive. E quindi è passata per l'agenda. E quindi il dubbio e la critica che è stata fatta al mio popolo ebraico, perché continuava a copiare anche nel Medioevo, questi scritti continuavano a copiare tutte le informazioni. I nomi dei re, imperatori, costumi, il nome delle città antiche, tutte le cose. E molta gente diceva, i critici, sono le favole, leggende, non sono i testi veritieri, attendibili. Invece, le scoperte archeologiche negli ultimi 2 secoli hanno scoperto, e i rotoli, e anche le copie dei rotoli degli antichi, quelli più recenti che il popolo ebraico, il mio popolo, ha copiato, veramente l'esistenza e la conoscenza delle informazioni che soltanto chi viveva nelle epoche così remote, come per esempio qui si sta parlando della capitale Ninive, che è stata poi ritrovata, veramente esisteva, e nell'interno hanno trovato il palazzo dell'imperatore Sargon, le cronache, la biblioteca di Assurbanipal. Quindi questo rotolo dimostra e dà le prove che dentro nel suo contenuto vi sono le prove, informazioni che potevano essere scritte e sapute e composte soltanto in un'epoca remota che conosceva infatti i dettagli così piccoli. Sargon Melech, Sargon, imperatore degli Assiri, re. E tanti altri informazioni abbiamo in diversi rotoli di scritti degli antichi che anche loro a loro volta dimostrano che veramente provengono da un'epoca remota.
L'altra cosa bellissima, quando è stata effettuata l'analisi dell'inchiostro, perché in questi rotoli degli antichi speciali sono state trovate delle informazioni che, se ci pensiamo, fino al Galileo sono state scordate, trascurate. Fino al Galileo praticamente i babilonesi, gli egiziani avevano le concezioni tutte diverse tra di loro e molto sbagliate sulla concezione dell'universo, della nostra terra e così via. Quindi fino a Galileo praticamente, quando si parla che la terra non è piatta ma globo, che il numero delle stelle non è limitato come i greci contavano 5119 stelle e tante altre cose, che la terra è appoggiata su qualcosa perché non esiste un oggetto che possa stare nell'aria e così via. È affascinante vedere che nel rotolo della prima grotta si parla proprio questo, le informazioni che sono all'avanguardia rispetto alla scienza moderna. Quindi gli abitanti di Qumran, quando copiavano queste informazioni sulla pelle di capra, di pecora, di cammello e così via, e poi avevano perfino la traduzione in greco di questi rotoli degli antichi, che furono nel III secolo a.C. tradotti per essere accessibili anche alle altre persone e altre nazioni al di fuori di Giudea e al di fuori di Israele. Quindi è affascinante vedere oggi, dopo 2000 anni, le informazioni che troviamo in questi rotoli antichi, il fatto che la Terra è globo, che la Terra è sospesa nel vuoto, sospesa sul nulla, che dentro la Terra è sconvolta come dal fuoco, che ci sia la volta dei cieli, che il numero delle stelle non si può contare, è infinito, che nessuno può misurare l'altezza del cielo, dello spazio. Sono delle cose veramente affascinanti vedere. E queste persone copiavano queste informazioni sulla pelle di capra. Ora voi calcolate, immaginate un mondo così arcaico, retrato, un mondo così direi primitivo, perché voi calcolate, abitanti di Qumran vivevano una vita molto frugale, molto così, dove voi immaginate, per chiamare le persone e per mandare messaggi utilizzavano lo suono dello shofar, cioè del corpo. Mandavano messaggi a 0 centesimi in un secondo anche a 500.000 di persone. È impressionante. Antico, primitivo, ma molto pratico. In un secondo, in base ai suoni che mandavano, sapevano se c'è pericolo, bisognava prepararsi a difendersi, oppure bisogna prepararsi a accamparsi, a mettersi in marcia e tante altre cose. Sì, primitivo. Scrivere sulla pelle degli animali. Facevano le fotocopie, cioè loro erano le fotocopiatrici viventi, loro copiavano, hanno esaminato l'inchiostro pietrificato dei calamai antichissimi, grazie all'analisi della chimica, analisi chimiche, è identico a quello riportato nei rotoli. È vero, uno direbbe modo molto primitivo e frugale per fare queste cose qua. Al posto del bancomat, visto che furono trovate e sono stati conosciuti a mettere insieme le proprietà, quindi nessuno era povero, nessuno era ricco, tutto quello che guadagnavano, avevano, mettevano
per il bene comune di tutti quanti, e quindi lavoravano, condividevano questi pasti in comune, e quando andavano a depositare, nascondere, che si potrebbe dire nelle banche, nascondevi le banche, quello che insieme hanno depositato, utilizzavano questa specie di, se quello lì è telefonino, questo libro, rotoli nella forma, grazie alla pelle degli animali, utilizzavano questa forma di bancomat per andare a prelevare. Che cos'è? È un rotolo di rame trovato nella terza grotta di Qumran, la sua sigla tecnica per gli studiosi è 3Q15, e quando è stato aperto questo rotolo sono trovate delle scritte in ebraico che raccontano e fanno vedere l'esistenza di tanti nascondigli dove hanno nascosto e depositato degli oggetti preziosi. Sono un po' criptati, ogni tanto c'è qualche lettera greca e sono tipo le descrizioni: dalla fonte che guarda a nord fare un tot di passi o cubiti, scavare in profondità tot cubiti o metri, e ci sono le brocche d'argento, d'oro e così via. Quindi questi sono praticamente gli attrezzi che utilizzavano, però anche se vivevano in un contesto così frugale, è affascinante vedere che la loro dedizione, questo modo di vivere così conosciuto anche ai molti storici che parlavano di loro, grazie alla loro dedizione sono state conservate e ricopiate le informazioni dei scritti degli antichi. E in quei rotoli antichi vedete sulla pelle di capra le informazioni che superano le conoscenze della scienza moderna, ma non solo. Dentro questi rotoli abbiamo parlato velocemente, facciamo velocemente un piccolo riassunto. Dentro questi rotoli sono state rivelate le cose riguardo il futuro, ed è affascinante vedere che in queste rivelazioni riguardo il futuro è affascinante vedere che non vi siano reperti archeologici nei musei di tutto il mondo, non vi siano le descrizioni così dettagliate, così precise sugli avvenimenti futuri come questi dei rotoli del Mar Morto date al popolo ebraico, dove gli avvenimenti futuri sono precisamente indicati anche, vedremo velocemente quello che abbiamo visto nelle puntate scorse, per chi è prima volta qui, dove il futuro è rivelato e gli avvenimenti sono indicati e collocati nei periodi della storia precisi, quando iniziano, per quanto tempo durano, quando finiscono e cosa succede, e soprattutto, cosa molto bella, in particolare nei scritti delle copie di Daniele, che erano preferite e importanti per abitanti di Qumran, in particolare in quei rotoli ci sono interpretazioni date dalla stessa voce, dalla stessa fonte dell'universo, da quell'essere supremo, in modo da non poter interpretare in maniera sbagliata e non avere dubbi sull'interpretazione, su quello che è stato detto. Cosa vuole dire? Spesso ci sono cosiddette previsioni sul futuro e le persone, non avendo una precisione di un avvenimento detto, quando inizia, quando comincia, quando finisce, cosa accade, tutte le interpretazioni danno sfogo alle interpretazioni che sono soggette alla mente umana, ognuno vede quello che vuole vedere. Invece nei rotoli non è così. Per esempio, nell'interno della Babilonia in Iraq ci sono dei rotoli che sono stati composti dagli ebrei durante la deportazione in Babilonia, quindi stiamo parlando del VII secolo a.C. In questi rotoli, per esempio,
ci sono le descrizioni in aramaico, la lingua imperiale che ebrei hanno imparato nell'interno dell'antica Babilonia. Eccoci qua. Queste sono le 3 grotte dove sono state rinvenute 8 copie frammentarie degli antichi rotoli di Daniele, più importanti per gli abitanti di Qumran, come anche il primo rotolo della prima grotta, come tutti i scritti degli antichi, ma questi in particolare importanti. Voi calcolate che c'è stato un silenzio di quasi 60 anni da parte degli studiosi, mass media, delle pubblicazioni, sul contenuto di questi rotoli. Cioè, vi immaginate contenuti straordinari in questi rotoli che erano così importanti per abitanti di Qumran? Sono praticamente stati trascurati, messi da parte, non presi in considerazione per quasi 60 anni. Non vi sono dei libri sui rotoli del Mar Morto fino ad oggi praticamente, dove sotto la voce rotoli del Mar Morto, manoscritti di Qumran, si trattano contenuti e si parla degli eventi che dimostrano le previsioni sul futuro, che sono anche descritte nel testo, che è come contenuto identico a quello degli scritti degli antichi, nella Tanakh, quindi gli scritti degli antichi copiati nei secoli fino ai tempi recenti del mio popolo ebraico. E cosa interessante è questa qui: questi erano più importanti per gli abitanti di Qumran. E la volta scorsa, grazie ovviamente alle crepe che ci sono nel testo, trovando il testo masoretico che parla degli stessi contenuti e dove è copiato in aramaico e in ebraico, qui sono gli stessi punti dove inizia in ebraico e in aramaico, è un aramaico antico, imperiale, quello dei babilonesi, e ci sono moltissime prove su questo, e in questo rotolo si sta parlando delle rivelazioni sul futuro. Quando uno vede questi rotoli restaurato col testo masoretico di Daniele, e anche paragonando con la traduzione di Daniele che c'è in greco, fatta nel III secolo a.C., davanti a sé trova il panorama preciso sul futuro. Si sta parlando delle descrizioni che riguardano il futuro dall'epoca di Nabucodonosor, VII secolo a.C., 605, e delle sorti del mondo arrivando fino ai nostri giorni, non soltanto fino ai giorni degli abitanti di Qumran, figli della luce. Ecco, erano affascinati da quello, perché per nome e cognome indicati avvenimenti gli imperi che avrebbero dominato il mondo loro conosciuto. E si dice che queste descrizioni riguardano tutti i tempi fino ai tempi della fine. La volta scorsa abbiamo visto, per chi non ha visto potrà vedere DVD, lasciateci i nominativi, possiamo spedirvi a casa i DVD in omaggio, che sono stati registrati riguardo a questi contenuti, dove si parlava che il mondo sarebbe stato dominato da loro in poi, dai babilonesi. Poi fu detto esattamente in questi contenuti dei rotoli, praticamente del testo masoretico e greco, che il secondo impero che avrebbe dominato il mondo loro conosciuto sarebbero Medi e Persiani, che avrebbero conquistato. Poi in questi rotoli fu detto anche che il terzo impero che avrebbe dominato il mondo loro conosciuto dopo Medo-Persiani sarebbe stato quello greco. Si parla del re di Avan, quindi la parte geografica abitata dai greci, e non solo che il primo re che avrebbe portato Grecia nella vittoria contro Medo-Persiani, al posto del primo re, e noi sappiamo che si tratta di Alessandro Magno, al posto di primo re la Grecia si sarebbe divisa in 4 parti e non avrebbe più avuto la stessa potenza. E non solo, rotolo della prima grotta di Qumran, quello che avete visto nella teca, nel scrigno del libro, racconta quello che parla che la Terra è un globo, che parla dell'imperatore Sargon del VII secolo a.C., perché Sargon visse nel VII secolo, 720, VIII secolo a.C. In quel rotolo 200 anni prima era detto che la Babilonia sarebbe stata vinta dai Medo-Persiani e che ci sarebbe
re Ciro che avrebbe condotto Medio Persiane la vittoria e avrebbero dominato il mondo conosciuto. E le informazioni in questi scritti degli antichi che troviamo in greco, nella famosa Septuaginta 70, la traduzione di questi rotoli degli antichi in greco, che c'è nei musei, e anche il testo masoretico, e grazie alle copie di Daniele si capisce che abitanti di Qumran leggevano e capivano che dopo il terzo impero, Grecia, che sarebbe divisa in 4 parti, sarebbe il mondo dominato dal quarto impero, che sarebbe stato molto forte, fedele rispetto a tutti gli altri imperi. E la cosa interessante, fu detto che questo impero sarebbe poi diviso. Ma non ci sarebbe un quinto impero partendo dal Nabucodonosor, imperatore dell'antica Babilonia. Babilonia, Medo-Persia, Grecia divisi in 4, quarto impero. Dopo di lui si dividerà, non c'è un quinto. E fu perfino detto che questo impero, attraverso i simboli ma anche l'interpretazione chiaramente, da questo impero sarebbero sorti 10 parti, 10 regni da questa divisione. E nella storia sappiamo l'impero che aveva seguito e dominato il mondo che aveva conosciuto dopo l'impero greco era l'impero romano, che si è diviso, e la divisione dell'impero romano avvenuta nel 466, iniziata prima grazie alle invasioni delle tribù barbariche, dei regni barbarici, popoli barbarici. C'erano tanti popoli barbarici prima e dopo che giravano intorno, ma solo questi 10 erano in particolare la causa e hanno causato la divisione dell'impero romano. Questi sono dati incontestabili. E i testi, quindi 1000 anni prima, dicevano che dopo la Grecia, che sarebbe divisa in 4, il quarto impero sarebbe diviso in 10 parti. E i testi raccontano, e voi calcolate, questi sono... noi siamo discendenti da questi regni barbarici, da questi popoli barbarici, che sono stati la base dei popoli europei. Se vedete discendenti delle Alemanni, i popoli germanici, i sassoni, gli inglesi e gli altri, dei franchi, i francesi e tanti altri. Poi ci sono venuti tanti altri regni barbarici, ci furono diverse combinazioni etnologiche tra di loro, nacquero nuovi popoli e nuovi stati. Ma la storia è esattamente andata così. Il quarto impero era crudele rispetto agli altri imperi, dominava il mondo loro conosciuto, si è diviso in 10 parti. E fu detto in anticipo che queste 10 parti e dopo della divisione di questo impero ci sarebbe tentativo di unificazione, di mescolarsi, anche per seme umano, ma dicendo questi popoli non si uniranno. E dopo dal crollo dell'impero romano, Carlo Magno, Carlo V, Luigi XIV, Napoleone, Hitler, molti hanno tentato di creare un impero simile a quell'impero romano che avrebbe dominato il mondo loro conosciuto, creando una moneta, una bandiera, un comando. E non ci sono riusciti. Tutti sono andati così vicino, perfino il regno di Trasburgo. E sappiamo il modo che utilizzavano pacifici, quelli di mescolarsi con le alleanze matrimoniali. Felice Austria, lascia combattere gli altri, tu sposati. E quindi essi si mescoleranno per seme umano. Essi si mescoleranno chi? Ecco, loro. Si mescoleranno per seme umano, ma non si uniranno. Quindi tentativi di unificarsi, di avere una moneta, un centro da cui controllare il mondo loro conosciuto. La storia dal dopo crollo dell'impero romano è andata proprio così. Quindi i rotoli non hanno determinato il corso della storia. Essere supremo personale ha dato messaggi conoscendo precisamente il futuro in anticipo. C'è libero arbitrio, ognuno di noi decide se andare a destra o a sinistra. Queste sono le descrizioni dei rotoli antichi. Ma sa il futuro, è rivelato. E da allora infatti questi tentativi di unificazione sono giunti fino ai nostri tempi moderni. E nella storia non si è mai parlato del progetto di unificazione europea di tutti questi popoli, che sono, guardate, discendenti dei popoli barbarici, dei regni barbarici, popoli europei,
del progetto di unificazione europea come negli ultimi 20 anni, dal 91 fino a oggi. E infatti il progetto di unificazione non è riuscito né nel 92, perché era prevista unificazione per 92, non è riuscito neanche entro 99, perché fu firmato un altro ambizioso trattato che doveva trasformare l'Europa e i popoli europei con una sola moneta, praticamente con un Parlamento sovrano, legge uguale per tutti. Neanche questo è stato realizzato entro il 99. Nel 2002, cambiamento delle monete